Beh, un'emozione per chi l'ha fatta. Io devo ringraziare tutti i miei collaboratori di ANAS, ovviamente l'impresa Viarini che è stata in questa ultima fase veramente performante. L'emozione esiste, come esiste emozione in tutte le nostre attività e soprattutto in una giornata come questa che è concomitante con l'arrivo del tedoforo a Cortina, quindi è diciamo una data magica che abbiamo scritto il 26 gennaio, no, in novembre, l'abbiamo scritta in novembre del 2025, abbiamo scritto il 26 gennaio 26 e oggi siamo esattamente a quel giorno. Dai, poi valle, c'è rammarico per San Vito? Ma rammarico no, ci sono state ovviamente delle problematiche dal punto di vista realizzativo, è finita la rotonda che era la cosa più critica, ieri la neve ci ha impedito di finire gli ultimi sfratti ma che finiremo questa sera o domani mattina, quindi anche quella sarà operativa, che è la parte più critica per il giorno dell'apertura delle